Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nella terza giornata del girone B di prima categoria, il derby di Iglesias tra Monteponi e Atletico Villaperuccio lo vince la formazione di Roberto Concas per 1-0 grazie alla rete del solito Chicco Trogu, diagonale vincente e nulla da fare per Marco Rubiani, attento fino a quel momento e anche in tutto il resto della partita. E dire che le occasioni migliori le aveva avute la formazione di Poncellini, con Loddo al quinto e al 29esimo più volte vicino alla gol. Nel secondo tempo un diagonale di Valluzzi per la Monteponi di poco all'alto e poi al 13esimo l'occasione fondamentale per Stefano De Montis dal dischetto che si fa parare un calcio di rigore dal bravissimo Alessandro Cabras. Poi la partita non cambierà il risultato, sarà un Villaperuccio chiuso dietro la linea della palla, un'occasione con Matteo Santos che da sinistra calcia al lato al 21esimo e il risultato che rimarrà immutato. Villaperuccio dietro la linea della palla a proteggere la propria area di rigore e a proteggere il vantaggio risicato, sì, per 1-0, ma importantissimo, e che proietta la formazione del Basso Sulcis a 9 punti in vetta solitaria, a +2 dal Villamassargia e a +5 dalla Monteponi di Poncellini. Prossima sfida Villaperuccio-Villamar e la Monteponi invece farà visita alla Villa Cidrese. Per RSTV Antonio Pistis. Audio Jungle. Audio Jungle. Allora, mister Poncellini, che partita è stata? Oggi è una partita dura? No, una partita persa contro chi ha fatto il suo lavoro nel migliore dei modi e noi non lo abbiamo fatto. Poi abbiamo sbagliato un rigore, occasioni, sono tutte cose che non contano. Gli altri l'hanno buttata dentro. Quindi esame di coscienza, lavorare e recuperare le migliori condizioni. Punto. Parlando della capolista, la sorpresa questo Villaperuccio oppure no? No, sono 3 partite del campionato, non ci conosciamo, l'obiettivo di questa squadra è quello di stare in questa categoria, appunto, non è quello certamente di poter ambire a vincere alla lunga, alla distanza. Poi nel calcio non si sa mai, a volte maturi convinzione dal niente e ti ritrovi lì e te la giochi, però oggettivamente è una squadra modesta che ha fatto la sua grande prestazione, ha portato via i 3 punti, secondo me chi vince ha sempre merito e basta, il resto è presto per valutarlo e per proiettarlo in prospettiva futura, dobbiamo aspettare ancora. Grazie mister Poncellini. Buonasera a voi. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Allora, è stata una partita difficile come ci aspettavamo, abbiamo fatto la prestazione che avevamo preparato durante la settimana, una grande prestazione difensiva, ovviamente abbiamo anche sofferto tutti insieme quando c'era da soffrire, provando poi a ripartire con qualche transizione. In una di queste siamo riusciti nel primo tempo a sbloccare il risultato e poi ci siamo difesi bene, anche nell'episodio del rigore Alessandro Cabras è stato fenomenale a intuire, a parare benissimo il rigore, quindi queste sono le prestazioni che fanno crescere molto la squadra quando vinci soffrendo in un campo così difficile contro una delle principali favorite del campionato, insomma. Non può che darti grande entusiasmo, sono molto soddisfatto del carattere soprattutto dei ragazzi. Allora, dopo 3 giornate il mister si aspettava di essere a +5 dalla Monteponi?
Sicuramente no, perché comunque insomma, è troppo presto anche per valutare, per guardare la classifica, quindi io mi sono concentrato già dalla preparazione sul migliorare i difetti, insomma, e far crescere i ragazzi dal punto di vista della squadra, del gruppo, e poi vediamo partita per partita, insomma, quindi non avevo nessun tipo di piano per quanto riguarda i punti in classifica. Viviamo la giornata, cerchiamo di migliorare sempre di più e di raggiungere l'obiettivo, che è quello di una salvezza tranquilla, insomma. Grazie mister. Grazie a te. Ciao. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.